Si ferma alla 14ª vittoria consecutiva alla striscia record della Nuorese. I verdiazzurri infatti sono stati costretti al pareggio da un caparbio Iva Maddalena. 2-2 il risultato finale che conferma i verdiazzurri in testa alla classifica, anche se i punti di vantaggio sul Valle d'Oria, vittorioso a Porto Rotondo, sono scesi a 11. La Nuorese, come all'andata, si è fatta rimontare 2 gol. La cronaca: i verdiazzurri partono decisi a conquistare i 3 punti e dopo qualche minuto vanno vicino al gol con Falchi che sugli sviluppi di una punizione calciata da Muzzoni non riesce a deviare la palla di testa. È il 9° minuto, la Nuorese insiste, al 13° sfiora il gol con Palumbo che su assist di Cocco penetra in aria, salta 2 difensori ma calcia alto. Gli ospiti si rendono pericolosi un minuto dopo con Milo che si invola sulla destra e calcia a botta sicura, ma Boccucci fa buona guardia e devia in corner. Il pallino del gioco rimane ai verdiazzurri che al 17° ci provano con Cocco che di prima intenzione costringe Deida a salvarsi in angolo. Al 20° Palumbo di testa sfiora il palo su cross di Sata, mentre al 28° Falchi, sempre di testa su cross di Muzzoni, tenta un pallonetto che finisce fuori di un soffio. Dopo tanto insistere la Nuorese passa in vantaggio alla mezz'ora con Falchi. Muzzoni disegna una perfetta parabola su punizione che finisce sul palo. La palla sulla respinta finisce a Cocco che da 2 passi crossa per Falchi che da 2 passi insacca di testa. L'Ilva si fa vedere in attacco con Averini che dalla distanza calcia fuori al 35°. I verdiazzurri mancano il 2-0 con Pita che di testa centra la traversa sul cross dalla destra di Falchi. È il 39°. La Nuorese raddoppia meritatamente al 44° con Falchi che, servito da Palumbo, fredda Deida in uscita. Nella ripresa pronti via e l'Ilva va in gol al 1° minuto con Malorgio che approfitta di una distrazione collettiva dalla difesa. La gara viene interrotta per alcuni minuti per consentire i soccorsi al portiere Deida, costretto poi a lasciare il campo in ambulanza. L'Ilva però crede nel pareggio, all'8° va a segno con Milo che di tacco beffa Boccucci. La Nuorese prova a riportarsi in vantaggio, ma l'Ilva fa muro davanti alla propria porta. Al 19° i verdiazzurri ci provano con Cocco che serve Falchi in profondità, ma l'attaccante viene anticipato da Filinesi. L'Ilva è ben messa in campo, al 23° sfiora il gol del vantaggio con Malorgio che salta Ruggeri, entra in area ma tira fuori da buona posizione. La Nuorese non ci sta e al 36° ci prova dalla distanza con Falchi che tenta un pallonetto che però finisce di poco fuori. Nel finale la Nuorese rimane in 10 per espulsione di Biscu, punito per un brutto fallo su Milo. Non succede nulla nel finale e l'Ilva conquista un pareggio alla vigilia insperato.